davanti al trono tuo, nel luogo santissimo, alla tua presenza. Noi veniamo, Signore, davanti al trono tuo, davanti alla fiamma ardente che non si estingue mai, ma che brucia ancora e brucia dentro me. Davanti al trono tuo ci pensiamo, Signore, tu puoi fare di più per noi, non sfiorarci ma abbracciarci. Davanti al trono tuo noi veniamo e porgiamo il cuore alla tua presenza. Riscaldaci, Signore, io ti amo, io ti amo, Signore, tu sei tutto per me, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempici di te, davanti al trono tuo, eleviamo le nostre mani, adoriamo il tuo volto, noi leggiamo te, davanti al trono tuo, occhi negli occhi noi guardiamo te, tu sei fonte di luce, riempici di te, davanti al trono tuo, fai rompere la roccia in noi, un fiume di acqua viva, fai scorrere in noi, davanti al trono tuo, in solo c'è tutta la gloria e la tua voce per me una musica, un suono soave, io ti amo, io ti amo, Signore, tu sei tutto per me, sì, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te, io ti amo, io ti amo, Signore, tu sei tutto per me, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te, riempimi di te, riempimi di te, riempimi di te, riempimi di te. Shabayas Nasirayas Shabayas Nasir, Ora Kirya Shadayas Nasirama, Ilarayas Shadayas Nasimaya, Ora Kirya Shadayas Nasirama, Ola Kirayas Shidiyas Nasirikiri, Ora Maya Shadayas Nasiraki, Ola Rayas Shadanay, Isne Saramaraki. Io ti amo, io
ti amo, oh Signore. Tu sei tutto per me, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te, riempimi di te, riempimi di te. Riempimi di te, riempimi di te, Spirito Santo. Riempimi di te, riempimi di te, oh Spirito Santo, riempimi di te. Riempimi di te, riempimi di te, Spirito Santo, riempimi di te, riempimi di te, riempimi di te, Spirito Santo. Riempimi di te, riempimi di te, oh riempimi di te, Spirito Santo, riempimi di te, riempimi di te, riempimi di te. Spirito Santo, Shaya znaj se da rajhiraj, Orje šeda je znaj. Spirito su di noi, riempici di te.
nasceva yenaye. Ola yes nasceva yerarara. Il mio sacrificio è bastato una volta per tutti, una volta per tutto, dice il Signore. È bastato per i vostri peccati, è bastato per la vostra guarigione, per la vostra liberazione, per la vostra salvezza. Non c'è bisogno più di sacrificio, non c'è bisogno di fare ancora sacrifici per le nostre colpe, perché non ci sono più colpe, perché Dio ha cancellato il nostro colpo. Signore, voglio ringraziarti per quello che hai fatto. Non vogliamo cercare altrove, perché tu ti sei sacrificato una volta e per sempre. Non pende più nessuna colpa, nessuna condanna su di noi, Signore Gesù. Dobbiamo vincerci, Signore Gesù, che il tuo sacrificio è bastato. Tu ci hai liberato dalla morte, tu hai cancellato i nostri peccati, Signore. Tu ci hai liberato da ogni malattia, da ogni infermità, Signore Gesù. Tu ci hai liberato da ogni prigionia interna e esterna, tutto ciò che ci teneva imprigionati in questo mondo. Tu ci hai risuscitato, Signore, ci hai ridonato una nuova vita, una nuova identità, Signore. E io voglio ringraziarti perché tu sei buono, perché tu ci hai chiamato a te, tu ci hai portato veramente verso il tuo regno, una nuova abitazione. Noi abbiamo una nuova identità, Signore, che è in Cristo Gesù, e quella noi vogliamo viverla. E voglio ringraziarti che solo tu hai potuto fare questo. Nessun uomo ha potuto donarci la salvezza, ridare la vita, la libertà, la guarigione. Sei grande e buono e tu non smetti mai di fare. Chiunque viene a te, Signore, tu operi nuovamente queste cose, perché tu sei un Dio buono. Tu vuoi che chiunque venga alla salvezza, alla liberazione, alla tua presenza. E io voglio ringraziarti perché abbiamo l'unico vero grande Dio, l'unico vero Signore, nostro Salvatore. Alleluia, gloria a te, Gesù. Fai piovere, vieni Spirito su di noi, riempici di te, vieni su di noi, vieni Spirito, fai piovere su di noi, apri i cieli, riempici della tua presenza, apri i cieli su di noi, riempici di te, Spirito. Shayas Naisaraya Rakemaya. E andiamo a leggere Genesi, capitolo 4, versetto 3. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Or Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Ma se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai il male e il peccato
sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele. Quando furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Amen. Vi sedete? Che noi. La Pasqua ebraica non cade sempre di sabato, può cadere in altri giorni. Quando la Pasqua cade in altri giorni, quel giorno viene chiamato sabato. Ci siete? Quindi se cade può cadere di lunedì, di martedì, qualsiasi giorno della settimana. Quel sabato loro lo chiamano sabato, perché Shabbat è un giorno di riposo e quindi per loro anche quello diventa un sabato. Questo brano io lo prendo perché voglio introdurre il discorso della Pasqua. Questa è la prima volta nella Bibbia che noi leggiamo del sacrificio di agnelli, perché non dice la parola agnelli, però che cosa dice? Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge, quindi ha offerto agnelli. Mentre Caino ha offerto quello che lui faceva, quello che lui produceva, i frutti della terra. Ora probabilmente l'offerta di Abele non è che era migliore solo perché era un agnello, quello di Caino invece era peggiore perché erano frutti della terra, no, ma perché la loro predisposizione di cuore era diversa. Ok? La predisposizione di cuore di Abele era più propensa verso Dio, quella di Abele no. Come facciamo a saperlo? Intanto perché ce lo dice Dio stesso, che ha aggredito di più l'offerta di Abele e meno quella di Caino, quindi vuol dire che il cuore di Abele era più predisposto rispetto a quello di Caino. Perché? Perché Abele ha sacrificato qualcosa prima, cioè ha sacrificato una primizia, qualcosa che poteva dare ancora frutto, reddito alla sua casa, gli agnelli. Non ha aspettato che crescessero, partorissero altri agnelli e poi li sacrificasse. Ha preso la primizia, quello che era il primo, ok? E l'ha sacrificato a Dio, sapendo che umanamente si poteva perdere. Caino invece ha offerto la frutta, quella della terra. Dico, non ha offerto, anche se era una primizia, perché esiste la frutta come primizia, ma non è qualcosa che tu stai perdendo. Il seme ce l'hai comunque messo da parte. In ogni caso noi vediamo in questo che c'è anche una profezia che ci parla di Gesù. Perché Dio ha riguardato Abele? Perché l'agnello in quel momento stava coprendo il peccato di Abele, stava coprendo i torti di Abele, cioè Abele stava andando davanti alla presenza di Dio col sangue dell'agnello e col grasso dell'agnello. Perché stava imitando, diciamo così, Dio stesso quando ha sacrificato gli animali per coprire i genitori Adamo ed Eva, che erano nudi e ha dovuto coprirli. Ok? Mentre Caino non ha fatto niente di particolare, perché il cuore di Caino non era predisposto verso Dio come doveva essere. Andiamo a leggere Genesi 22, versetto 1. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora il tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Questo l'abbiamo letto, credo, 2 settimane fa. L'ho ripreso perché vi voglio far vedere una cosa. Che cosa dice Dio ad Abramo? Prendi il tuo unico figlio. Ma non era l'unico figlio. Siamo al capitolo 22. Qualche capitolo prima già era nato Ismaele. Quindi non era il suo unico figlio. Ma perché Ismaele non viene considerato figlio e Isacco sì? Perché era il figlio della promessa. Perché Ismaele poteva avere la salvezza solo grazie alla discendenza di Isacco. Perché Isacco era nato dalla libera. Da Ismaele non poteva nascere la promessa, perché era schiavo. Ma vi voglio fare ricordare una cosa, non so se l'ho scritto. Guardate, quando Genesi 22, 15, quindi un capitolo prima, quando l'acqua dell'Otre finì,
Ella mise il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a lui, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere il mio fanciullo morire. Così ella si sedette di fronte a lui e alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo. E l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e gli disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la tua voce. Ha udito la voce del ragazzo là dove si trova. Levati, solleva il ragazzo e tienilo forte con la tua mano, perché io farò di lui una grande nazione. Allora Dio aperse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua, così andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. E Dio fu col ragazzo. Mi vengono i brividi, perché com'è possibile che Dio ha riguardo verso Ismaele? Non è il figlio della promessa Ismaele, eppure lo guarda e gli parla. Vi voglio fare notare che è l'angelo dell'Eterno che parla, è Gesù che sta parlando, è Gesù che ha compassione di Ismaele, lo guarda con tenerezza e gli dice: non ti preoccupare, lui avrà una grande discendenza. Ismaele siamo noi, non è, tra virgolette, il popolo arabo, siamo noi Ismaele, siamo noi i figli della schiava, siamo noi quelli che non abbiamo la discendenza santa. Isacco era la discendenza santa, ma noi, perché Gesù parla così ad Ismaele? Perché anche ad Ismaele sta profetizzando che lui per mezzo di Isacco sarebbe diventato grande. Ok? Noi che siamo figli della schiava, noi che siamo figli di Agar, noi necessariamente dobbiamo andare incontro a Isacco, alla discendenza di Isacco. Chi è la discendenza di Isacco? Gesù. Grazie a Gesù noi acquisiamo la libertà. Amen. E diventiamo anche noi figli della libera. Continuando Genesi 22, versetto 7, Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi, figlio mio. E Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Ora continuo, però vi voglio fare soffermare una cosa, vi voglio far vedere una cosa, che noi possiamo fare tutti i sacrifici di questo mondo per essere piacevoli alla presenza di Dio, per accattivarcelo, diciamo così, ma è Lui che fa il sacrificio per noi. Amen? È Lui che procura il sacrificio per la nostra vita, non siamo noi. Allora, Abramo rispose: Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme, così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato. E là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'agnello dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, e gli rispose: Eccomi. L'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Quindi noi vediamo che Abramo, per salvare il figlio, ha dovuto sacrificare il montone. Va bene, c'è un olocausto, c'è un sacrificio che va fatto e noi sappiamo che questa è immagine del sacrificio di Gesù. Va bene, da questa immagine gli ebrei traggono anche la loro Pasqua. Da qui loro, come noi, parlano e vedono la liberazione di Isacco come popolo di Dio. Isacco viene liberato dalla morte per avvicinarsi alla vita. E Paolo ci dice che è come se fosse stato restituito, resuscitato, come se fosse stato resuscitato dalla morte. Dunque, l'agnello deve essere puro, l'agnello deve essere santo, l'agnello deve essere perfetto, altrimenti non è buono per il sacrificio. Quindi Gesù rappresenta il puro, il perfetto e il sacro. Esodo 12:1. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante.
sarà per voi il primo mese dei mesi dell'anno. Dio sta parlando a Mosè e gli sta dicendo: da questo momento in poi la tua vita ha inizio. Da questo mese in poi la tua vita ha inizio. Scordati tutto quello che c'era prima. Da questo mese tu devi contarlo come il primo del mese. Ora noi sappiamo che in realtà il cambio di data è a Rosh Hashanah. Ok, cambia il numero, la data. Siamo nel 5781, a settembre-ottobre saremo nel 5782 o 83, non mi ricordo. Comunque, 82. Questo qua però non è un cambio di data, è un cambio di condizione spirituale, da schiavo a libero. Infatti in questo mese inizia per gli ebrei, cioè da oggi, inizia per gli ebrei l'anno liturgico. Iniziano le feste sante degli ebrei. Quindi la prima festa che noi vediamo è Pasqua. Perché? Perché se non si muore, cioè se non c'è la libertà dalla schiavitù alla libertà, se non c'è questo passaggio non puoi avere una vita nuova, sarai sempre schiavo. Per iniziare una cosa nuova devi essere libero. Amen? Quindi dirà la persona cantante, devi essere libero. Amen. Parla a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ogni uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. E la persona canta a te: un agnello per casa. Come? Un agnello? Ve lo faccio ripetere perché è importante. Un agnello? Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prendano uno in comunione con il più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto è maschio e sia dell'anno. Potete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno in questo mese. Scusate, dov'è? Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà all'imbrunire. Prenderanno quindi quel sangue e lo metteranno sui 2 stipiti, sull'architrave delle case dove lo mangeranno. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Ora, fermiamoci un attimino perché è bellissimo questo brano, perché vi voglio fare capire una cosa. Pigliano questo agnello di 1 anno, quindi è piccolo, e se lo mettono a casa il 10 del mese. Guardate, sarà per voi, allora questo mese sarà per voi un mese importante. Il 10° giorno di questo mese ogni uomo prenda per se stesso un agnello. Il 10° giorno di questo mese. E poi dice: lo conserverete fino al 14° giorno. Ora, fate la prova, prendete un agnello e ve lo tenete a casa 4 giorni. No? Vabbè, le nostre case sono belle, comode, però questa era l'ordine che Dio stava dando agli ebrei. Prendete un agnello, lo prendete e lo mettete dentro casa per 4 giorni. Non ho capito. Vivo. Il 4° giorno all'imbrunire lo dovevano uccidere. Il 14° giorno, dopo 4 giorni, il 10° e il 14°. Il 10° lo prendevano a casa, il 14° lo dovevano uccidere. 4 giorni a casa. Ci siete? 4 giorni a casa lo dovevano tenere. Ve lo immaginate a casa di Giuseppe Evana? O di Salve e Gloria? No? C'è Daniele, che è lo spasto. Ora pensate che in 4 giorni
Ecco, lì voglio arrivare. In 4 giorni si crea intimità, affetto, si crea qualcosa di un legame bello. Ma anche perché è un agnellino? No, già Marindonietta appena lo sente nominato dice: ma come lo scannano? No, 4 giorni a casa. Ma anche l'adulto si fa prendere nel cuore. Ma il 4° giorno il Signore dice: all'imbrunire lo devi uccidere. Quindi diciamo così che a 3 giorni e mezzo l'agnello deve essere ucciso, e con quel sangue bisognava mettere il sangue negli stipiti e nell'architrave della porta. Perché Dio ordina una cosa del genere? A parte che è profetico perché Gesù ha camminato in mezzo a noi 3 anni e mezzo. Il suo ministero pubblico è stato di 3 anni e mezzo. A 3 anni e mezzo anche lui è stato sacrificato. Ma perché Dio permette questa cosa? Perché il sacrificio si apprezza di più quando c'è intimità. No, potevano prendere l'agnello subito, senza core, tanto non è che... e potevano scarnarli il giorno stesso e fare quello che dovevano fare. No, invece dovevano affezionarsi all'agnello, perché il sacrificio aveva più valore. E la stessa cosa quando Gesù è stato in mezzo a noi, è stato 3 anni e mezzo, perché si sono affezionati a Lui, l'hanno conosciuto nell'intimità. E quindi il suo sacrificio, soprattutto per quelli che l'hanno conosciuto, è stato ancora più grande, più perfetto, più elevato. Se un estraneo muore per me, sono contento, ma se un amico muore per me, lo sono doppiamente. Ma non sono contento, sono addolorato perché ho perso un amico. Ci siete? Un estraneo se muore con me, per me, sono contento, io sono salvo, mi dispiace perché, ma tanto non lo conoscevo, non per essere cinici, ma più o meno lì è. Ma se muore un amico, un tuo intimo amico, no? Magari tu dici, era meglio che morivo io, non l'amico mio. Ecco perché 3 giorni e mezzo, si doveva allevare questo agnello a casa per 3 giorni e mezzo. Capite? Quindi il sacrificio di Gesù è ancora più grande, perché qua ci descrive quello che Gesù ha fatto, è stata una profezia, qualcosa che un'ombra, ecco, di quello che doveva succedere nella vita di Gesù e nella vita di tutti noi. Quindi questo vuol dire che un sacrificio perfetto avviene quando si apprezza il valore della famiglia. Perché? Perché l'agnello doveva fare parte della famiglia per 4 giorni. Perché infatti dice: prenderete un agnello per famiglia. E ricordatevi questa cosa perché è pure importante. Perché la Pasqua per gli ebrei si passa in famiglia. Non si passa a fare scampagnata, a rustere fuori, no, non si passa con gli amici, loro lo passano in famiglia. L'agnello diventa uno di famiglia e quindi è uno di famiglia che si sacrifica per la famiglia. Il sangue doveva essere messo sugli stipiti e sull'architrave, indicava la salvezza per gli ebrei, però anche in questo caso il comandamento è per gli ebrei, ma la realizzazione della salvezza è per tutti. Perché? Perché l'angelo, Dio quando passava vedeva il sangue e andava oltre, ma non salvava gli ebrei solamente, salvavano tutti quelli che erano dentro la casa, ebrei o non ebrei. Questa è la grazia di Dio, che l'agnello faceva parte sì della famiglia, veniva sacrificato sì nella famiglia, ma venivano salvati quelli che erano in casa. Tanti egiziani si sono salvati perché hanno creduto in questo. E non erano ebrei, ma Dio vedeva il sangue, e il sangue era perfetto sia per gli ebrei sia per i non ebrei. Giovanni 1,29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato dal mondo. Amen? È l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gesù non è venuto solo per gli ebrei. Giovanni è stato, ora ve lo dico, questi è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me.
Io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. E Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho atteso che questo è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. 2 volte l'ha detto: ecco l'agnello di Dio. Giovanni, Gesù ci dice che è il più grande profeta che sulla terra mai ci possa essere stato. Lo sapete perché? Perché tutti gli altri hanno previsto la venuta del Messia. Giovanni invece ha detto: quello è il Messia. L'ha fatto vedere chi era il Messia. Quindi Giovanni ci dice che Gesù era il Messia. Meraviglioso. Il problema è che Giovanni ha indicato il Messia, ma la gente fa sempre la scelta sbagliata. Matteo 27, 17. Quando furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi? Barabba. Ditelo insieme a me: Barabba. O Gesù detto Cristo, perché egli sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Or mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani, persuasi dalla folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore replicò dicendo: quale dei due volete che vi liberi? Essi dissero: Barabba. Ripetete: Barabba. Pilato disse loro: che farò dunque di Gesù, detto il Cristo? Tutti gli dissero: sia crocifisso. Ripetiamo insieme: Barabba. Lo sapete che significa Barabba? Non significa Barnaba? Barabba significa figlio del padre. Una volta ve l'avevo detto. Questo versetto, ultimamente sto studiando la trasmissione del testo biblico del Nuovo Testamento. Ci sono dei testi che si chiamano neutrali alessandrini. Neutrali perché sono i più vecchi in assoluto e sono quelli dove c'è l'essenziale. Sono i testi che si usano per fare le nostre Bibbie, anche se poi vengono associati altri testi, ma sono quelli base. Sono quelli dove c'è scritto meno, cioè c'è l'essenziale e mancano alcune parti di testi più nuovi, diciamo, di un paio di secoli dopo. Perché? Perché gli scribi cristiani, i primi cristiani, durante la persecuzione, pur di accelerare la diffusione del Vangelo, scrivevano l'essenziale, ecco perché si chiamano neutri. Scrivevano proprio quello che era necessario. Col tempo poi, quando il cristianesimo si è assestato, tutta la tradizione orale che apparteneva sempre agli apostoli è stata aggiunta, ma non è una cosa fuori dal mondo, si sa. Quindi si prendono tutti i testi e si creano dei testi, si chiamano critici, un testo critico, cioè quello che si avvicina più possibile all'originale. Fate conto che tutti i testi comunque messi insieme per il 90% dicono tutti la stessa cosa, quindi è quel 10%, 10-15% riguarda solo le parole che sono scritte in modo diverso, manca qualche lettera, sciocchezze. Voi dovete sapere che in questi testi più antichi c'è un'aggiunta importante per il quale nelle nostre Bibbie noi non troveremo, ma molti recuperano questa mancanza, gli ebrei soprattutto, perché per loro hanno capito il significato, per noi non c'è, lo sapete perché ora ve lo dico, perché per noi può creare confusione, per loro non crea confusione. Nel testo originale c'è scritto: chi volete che vi liberi? Gesù detto Barabba o Gesù detto il Cristo? Quando
nei primi secoli, quando hanno redatto le nostre Bibbie, alcuni testi hanno pensato bene di togliere quel Gesù perché poteva creare confusione per noi che non siamo ebrei. Ma per gli ebrei questo era normale perché Gesù era un nome comunissimo. Barabba in realtà si chiamava Gesù. Quando agli ebrei è stato chiesto chi volete che vi liberi, Gesù detto il figlio del Padre o Gesù il Messia, l'unto? Hanno scelto la persona sbagliata, col nome giusto magari. Bello, è Gesù il figlio del Padre. Ma questo li ha confusi, ha portato nella loro mente qualcosa che non era secondo lo Spirito. E oggi funziona ancora così. Quanti ce ne sono che dicono, ah ma io Gesù nel cuore ce l'ho, ma vedete che Gesù non ce n'è uno solo, e ce lo dimostra questo brano. Barabba si chiamava Gesù, hanno scelto Barabba, hanno scelto il Gesù sbagliato, Barabba. Hanno scelto il Gesù sbagliato. Tutti hanno gridato, nella Bibbia vostra non c'è, ma vi assicuro che nei testi più vecchi c'è, vogliamo Gesù, il figlio del Padre. Non è impressionante? È una cosa che succede ancora oggi. Tutti dicono, ma Gesù è nel mio cuore, Gesù è nella mia vita. Gesù, ma per Gesù è tutte cose. Ma quale Gesù? Gesù non ce n'è uno solo Gesù. Gesù il Messia, il Cristo, l'unto, è quello che bisogna seguire, è quello che bisogna adorare. Quindi il nome è giusto, ma il Padre è sbagliato, evidentemente, non è il Padre Celeste. Perché non hanno scelto Gesù il Messia? Perché Gesù era perfetto. Barabba era uno di loro, era un peccatore come loro. Gesù era perfetto. Chi si deve confrontare con Gesù non sceglie il Gesù Cristo, sceglie il Gesù Barabba. Ecco perché il mondo rifiuta Gesù, perché non si può confrontare con Gesù Cristo, il Messia, perché la sua perfezione mette in ombra noi. Ci siete? È più facile confrontarsi con Gesù Barabba, perché Gesù Barabba è uguale a noi. Ci siete? C'erano due Gesù in quel giorno. Pilato ha detto, quale Gesù volete? E sembra che ancora oggi, certe volte noi parliamo alle persone, ma tu lo ami Gesù? È come se noi fossimo come Pilato, ma tu lo ami Gesù? E loro rispondono, sì, io lo amo Gesù, ma quale Gesù? Quale Gesù ami? Luca, capitolo 22, versetto 15. Allora egli disse loro, ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse, prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna, perché il regno di Dio, finché il regno di Dio non sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Abbiamo detto che gli ebrei festeggiano la Pasqua in famiglia. Gesù sta festeggiando la Pasqua con la sua famiglia. Gesù sta cambiando la prospettiva della famiglia. La famiglia non è più quella naturale secondo Gesù, ma è un'altra la famiglia, quella spirituale. Questa Pasqua è una Pasqua anomala, perché non solo non è stata festeggiata il giorno di Pasqua, è stata festeggiata un giorno prima, ma è stata festeggiata solo con i suoi apostoli, con i suoi intimi. Era l'agnello che in quel momento stava per essere sacrificato e lui stava dicendo che il suo corpo e il suo sangue li avrebbe salvati. Ora vi voglio dire anche un'altra cosa. Questo lo trovate solo nella Bibbia, la Nuova Diodati.
La Pasqua non è stata il sabato. No, perché Gesù non è morto il venerdì. La vostra Bibbia dice che passati i sabati, come vi ho detto all'inizio, quando un giorno festivo cadeva durante la settimana, quel giorno festivo veniva chiamato sabato, ma questo avviene anche oggi. Gesù, siccome l'indomani c'era il suo sacrificio, quindi tra le altre cose ricordate il giorno inizia la sera, non inizia a mezzanotte, c'è tutto un discorso particolare, per loro l'indomani era sì la Pasqua ma la sera, ok? Non allo scattare della mezzanotte come facciamo noi. Quindi lui la sera prima ha festeggiato la Pasqua, l'indomani sera la festeggiavano gli ebrei. Quindi durante il giorno, cioè che per loro era sempre il giorno prima, Gesù doveva essere sacrificato. Quando fu? Il giovedì. Ok? Perché la Bibbia ci dice, Gesù ce lo ripete, che è stato 3 giorni e 3 notti nel sepolcro. Quindi la notte della domenica, la domenica, la notte del sabato, il sabato. Scusate, la domenica non si culta. La notte del sabato, il giovedì, venerdì, sabato. La domenica c'era la resurrezione. Ok? Quindi cancellatelo. Gesù non è morto il venerdì per risuscitare la domenica, perché non sono 3 giorni e 3 notti. Il giovedì cadeva di Pasqua, quindi lui ha fatto l'ultima cena il giorno prima, il mercoledì. E l'hanno arrestato la notte, sempre quella notte. Però era ancora giovedì. Per noi era giovedì, ma per loro già era... sì, per loro era già giovedì. Perché loro iniziano il giorno al tramonto. Ok? Ci siete? Non vi, lo so, è confusione perché non siamo ebrei, quindi non ragioniamo con quella mentalità. Ma lui è morto all'ora nona, cioè alle 3 del pomeriggio, che hanno detto, prima che inizi il sabato togliamolo, perché la sera iniziava la Pasqua. La sera del giovedì, che per loro non era più giovedì, era venerdì. Però, se vi fate il conto, sono 3 giorni e 3 notti. Ci siete? Quindi Gesù sta facendo una Pasqua particolare, sta dicendo la Pasqua non è più quella, la Pasqua sono io. Ora da questo momento in poi il mio sangue e il mio corpo voi dovete ricordare, non il sangue dell'agnello. Quindi Dio ci sta dicendo a noi, quale agnello preferisci sacrificare? L'agnello della tradizione o l'agnello Cristo Gesù? Anche qui, come i 2 Gesù, noi dobbiamo scegliere le 2 Pasque. Quale Pasqua vogliamo nella nostra vita? La Pasqua quella bella, no, dico, la dovete festeggiare, non è che... Ma spiritualmente noi, nella nostra vita, che Pasqua desideriamo avere? La liberazione dall'Egitto e quindi dalla schiavitù o la liberazione dal peccato, quindi dalla morte? Gesù stava mettendo una cosa nuova in quel momento, stava dicendo loro, io sono la vera Pasqua, quella l'ha cancellata, non esiste più, non è più la Pasqua quella per voi. Quando Pilato disse chi scegliete, Gesù Barabba o Gesù Cristo, se avessero scelto Gesù Cristo, per noi sarebbero stati guai, perché solo loro si sarebbero salvati e noi saremmo ancora qua in questo mondo a soffrire. Ci pensate? Meno male che hanno scelto Barabba, perché il loro rifiuto ha dato a noi la possibilità di accettare il Gesù giusto. Loro saranno salvati pure, ma se loro avessero accettato Gesù Cristo in quel giorno, noi saremmo senza re, noi saremmo senza salvezza, noi saremmo ancora nel peccato, noi saremmo ancora schiavi della morte. Amen. Loro invece ci hanno permesso di entrare in questa salvezza. Quindi, oggi noi siamo chiamati a scegliere il Gesù Cristo nella nostra vita.
a lasciare indietro le tradizioni umane, a lasciare indietro quello che può sembrare Gesù, perché Gesù, figlio del Padre, bello è piacevole a sentirlo, ma non è il Cristo. Barabba non è la nostra salvezza. Noi dobbiamo gridare a Gesù Cristo. Amen. La nostra salvezza non è Barabba, è Cristo. E noi dobbiamo trasmettere questo alle persone, dobbiamo fargli capire che in quel giorno c'erano due Gesù e le persone hanno scelto il Gesù sbagliato. E se qualcuno vi dice non è vero, potete dirgli vai a guardare su Wikipedia, perché anche Wikipedia dice questa cosa. Ti cita anche i testi ufficiali. Voi scrivete Barabba su Wikipedia e vi dà Barabba detto Gesù. Gesù detto Barabba. Quindi non è una cosa che mi sto inventando io. Amen? Ci vogliamo alzare? Allora, siccome vogliamo avvicinarci alla cena del Signore in maniera quanto più possibile santa, la nostra santità non siamo noi, è il sangue dell'agnello che ci rende santi, è il sangue dell'agnello che ci protegge dal nemico, è il sangue dell'agnello che ci dà salvezza, è il sangue dell'agnello Gesù Cristo. Quindi liberiamo la nostra mente, il nostro cuore, cerchiamo di concentrarci solo in Gesù. Oggi vogliamo celebrare questa Pasqua perché anche questa è una Pasqua. Amen. Questo però è un ricordo per noi del sacrificio di Gesù, non dalla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Seppure quella è un'immagine, un'ombra di quello che doveva venire. Colui che è venuto è Gesù Cristo, è Lui che ci ha liberato dalla schiavitù. L'Egitto rappresenta la morte e il peccato, l'Egitto rappresenta il nostro annientamento. Amen. Gesù ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto spirituale, cioè dalle forze del male. Il diavolo ci scatta il cuore. Noi col sangue di Gesù siamo liberi e Lui non ci può toccare. Amen. Amen. Signore, noi ti vogliamo ringraziare perché ci stai dando la possibilità di celebrare questa Pasqua, di celebrare, Signore, questo ricordo. Vogliamo, Signore, in questo momento che Tu col Tuo sangue ci lavi, ci liberi da ogni male. Tocca, Signore, i nostri pensieri col Tuo sangue, tocca, Signore, il nostro cuore col Tuo sangue. Toccaci, Signore, con potenza, libera, Signore, l'anima nostra da ogni angoscia, da ogni turbamento del nemico. In questo giorno, Signore, noi vogliamo prendere questa cena, questo pane e questo vino, sapendo che stiamo prendendo il corpo e il sangue di Gesù dentro di noi, corpo e sangue di Gesù spirituale, la salvezza che Tu ci hai dato, Signore. In questo momento, Signore, stendi il Tuo braccio sulla Chiesa, stendi, Signore, la Tua mano, libera, Signore, ognuno di noi, col Tuo sangue liberaci, guariscici, Signore, dal più grande al più piccolo. Noi, Signore, che siamo la Tua famiglia, noi che siamo insieme a Te, noi che Ti apparteniamo, Tu che sei l'agnello che ha vissuto con noi, che ha familiarizzato con noi. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, rendi intima questa comunione tra di noi, rendi intima questa comunione tra noi e Gesù Cristo, rendi intima questa comunione tra noi e il cielo. Nel nome di Gesù, Signore, noi veniamo alla Tua presenza, vogliamo chiederti perdono, Signore, di tutte le nostre colpe, perdono di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre follie, per avere pensato male, Signore, per aver agito male. Nel nome di Gesù vogliamo chiederti scusa, Signore, perdonaci. Il Tuo sangue non copre il nostro peccato, lo cancella. Il diavolo non vede più il nostro peccato perché è cancellato. Signore, noi veniamo alla Tua presenza per essere lavati col Tuo sangue affinché il nostro peccato sia cancellato, Signore. Cancellato per sempre, Signore, nella storia. Cancellato, Signore, nella storia del passato e nella storia del futuro. Noi veniamo davanti a Te, Signore, ti chiediamo scusa, perdonaci. Abbiamo mancato perché siamo fatti di natura così. Ma Cristo che è in noi
diventa forza e potenza. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù. Facci una cosa sola, un pensiero solo, un'anima sola, Signore, una chiesa sola, un corpo solo, uno solo, Signore, in te, un pensiero unico con il tuo, Signore, un sentimento unico con il tuo, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore Santo. Benedetto, Signore, sei. Ognuno avete preso già il pane e il vino? Amen. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non ne berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure dopo aver cenato prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è stato sparso per voi. Amen. Grazie Signore. Benedici questo pane e benedici questo vino. Sappiamo, Signore, che questo rappresenta il tuo corpo e questo rappresenta il tuo sangue. Questo rappresenta l'agnello e questo rappresenta il sangue dell'agnello. Questo rappresenta la vita e questo rappresenta la vita per noi. Grazie, Signore, perché con questo tu ci hai liberato dalla morte, ci hai liberato dall'inferno. Tu hai scongiurato per la nostra vita una morte sicura. Hai salvato Barabba, Signore, per salvare anche noi. Benedetto e santo sei degno. Grazie, Signore. Amen. Alleluia. Grazie. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete di me. In memoria di me. Amen. Grazie, Signore. Sì, Signore, in memoria tua abbiamo cenato questa sera insieme. Abbiamo spezzato questa Pasqua, Signore. Grazie, Signore, per il tuo amore, per la tua misericordia. Tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Benedetto in eterno sei, Signore. Alleluia, grazie Gesù. Amen. Vieni Spirito, vieni Spirito. Vieni Spirito di Dio in me. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Di nuovo vieni Spirito. Vieni Spirito. Di Dio in me. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Riempi il cuore mio, riempi la vita con la forza
Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Riempi il cuore mio, riempi la vita mia e risvegliami con la forza tua. Tu sei Re in me, tu sei Santo in me. Vieni Spirito, toccami, toccami Signore. Vieni Spirito e risvegliami con la forza tua. Tu sei Re in me, tu sei Santo in me. Vieni Spirito, toccami Signore. Vieni e risvegliami con la forza tua. Vieni, vieni, vieni Spirito, toccami Signore. Shalayas Nasaramaya Vashay Oraya Shalayas Nasaralarama Oraya Shidayas Nay Oraya Kiriyashimayas Nasaralarama. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito. Alla tua presenza portaci Signore. Davanti al trono tuo io voglio riposare. Davanti al trono tuo io voglio stare. Sei santo, tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo. Alleluia. Alleluia,
Gloria, gloria al nome tuo, maestà, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Grazie Gesù. Vieni, Signore, a benedire questa sera per noi. Liberaci, Signore, ancora da ogni male. Vogliamo, Signore, la tua potenza, la tua presenza in noi. Vogliamo quella benedizione gloriosa e magnifica che in quella notte è stata rivelata agli apostoli. Dacci questa benedizione, Signore, perché noi vogliamo benedire tutti gli altri e vogliamo, Signore, che gli altri gridino a Gesù Cristo, non a Gesù Barabba. Stendi la tua mano, Signore, nel nome di Gesù. Dacci questa benedizione. Benedici i nostri figli, le nostre case, i nostri vicini. Signore, benedicili e noi vogliamo benedirli proclamando Gesù il Cristo. Alleluia, amen. Grazie, Signore. Amen.